Presidente, scatta la mobilitazione della Lega che da oggi ha avviato la sua raccolta firme, già arrivata a quota 10.000. Fratelli d'Italia avvisa no alle corse in solitaria alle elezioni regionali. Inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia, in diretta su Antena 3 la protesta delle toghe che se ne vanno in aperto dissenso con la riforma del governo Meloni. Sottosegretario Ostellari, previsto ma non condivisibile. Autovelox, nuovo parere dell'Avvocatura dello Stato che equipara omologazione e approvazione. Ossigeno per i comuni, ma l'esperto della materia frena. Cose diverse, partita aperta. Lutto a Macerata sul Piave per la morte improvvisa di una ragazza di 23 anni, Arianna Erri, la giovane colpita da una miocardite fulminante. Lunedì l'addio. Prima una rapina a mano armata a Castelfranco ai danni di 2 studenti, quindi in casa armi e droga, nei guai un 24enne e un 22enne residenti nell'Alta Padovana. Incendio nel vano scale di una palazzina di Santa Lucia di Piave, a prendere fuoco un passeggino e una bicicletta. Si ipotizza il dolo, il sindaco Fantinelli, episodio preoccupante. Carnevali di Marca, via gli eventi alle sfilate fino al 4 marzo, entusiasmo e allegria, le parole d'ordine, l'obiettivo coinvolgere i ragazzi affinché tramandino questa storica tradizione. Sport calcio, il Treviso incappa nella terza sconfitta in campionato, 2-0 con la bestia nera Bassano. Nel rugby, turno da dimenticare per il Benetton che perde 43-0 con l'Ospreys. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Partiamo questa sera dalla politica e dal dibattito davvero acceso sulle elezioni regionali e sul terzo mandato. È scattata la mobilitazione della Lega che da oggi ha avviato la sua raccolta firme, già arrivata a quota 10.000, sempre più concreta una lista di soli amministratori guidata da Mario Conte. A parlarne è il diretto interessato. Non è tempo di fare nomi, ma l'esperienza degli amministratori, dice, è un patrimonio di tutti. Questa raccolta firme non implica nessun astio nei confronti di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, non c'è da parte nostra alcun clima di conflittualità, semplicemente quello di portare la voce dei Veneti. Veneto e Veneti, che è il nome di questa raccolta firme, significa proprio questo, che il Veneto appartiene ai Veneti e noi vogliamo ascoltare la loro voce. Torna in piazza e lo fa tra le bandiere con il Leone di San Marco, la Lega, pardon, Liga Veneta. Il Veneto ai Veneti, lo slogan ha scelto per 3 settimane di mobilitazione. La petizione è chiara, in primis si chiede lo sblocco del terzo mandato in sua assenza, che il candidato governatore sia della Lega. A fine mattinata le firme raccolte in tutto il Veneto sono circa 10.000, con Stefani che ha lanciato la campagna d'inverno da Noale. Saremmo in grado idealmente di fare 7-8 liste soltanto con gli amministratori che abbiamo, senza contare i consiglieri uscenti. Sinceramente pensiamo che questo debba essere assolutamente valorizzato nel tavolo del centrodestra. Ma questa raccolta di firme è una prova di forza alla fine o no? Ma guardi, nessuna prova di forza, perché noi oggi abbiamo avuto grande successo, ma in realtà ce lo aspettavamo, nel senso che la Lega è abituata anche a stare in mezzo alla gente, a stare nelle strade, nelle piazze del Veneto. E nella piazza di Treviso, allo stand di Marco Manzoni, c'è anche Mario Conte, reduce da una settimana di accerchiamento politico dopo le polemiche sulla sicurezza in città e le frasi di Nordio. Proprio Conte, dato tra i papabili successori di Zaia e possibile animatore di una lista di soli amministratori, per lo più sindaci. Certamente il patrimonio di amministratori della Lega ci porta a pensare anche a una lista di amministratori, poi ripeto, chi saranno gli interpreti, i rappresentanti, lo vedremo con grande serenità. Oggi siamo concentrati a lavorare quotidianamente per il bene delle nostre comunità. Amministratori anche civici, non solo della Lega. Sì, amministratori che condividono degli ideali e soprattutto che condividono che il modello Zaia sia un modello virtuoso e che deve avere continuità. E c'è già chi davanti allo stand della Lega fa il tifo apertamente per Conte alla guida della regione. Sì, lo vorrei. Per me lavora bene, a prescindere da destra a sinistra non mi importa. Per lei? Per me va benissimo. Beh, sì, è eccezionale e va bene come presidente della regione. Non credo alle corse in solitaria, la replica del numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo. Dobbiamo occuparci dei problemi dei Veneti e non di un Veneto in particolare. La stilettata. Intanto anche Fratelli d'Italia ha avviato la sua raccolta firme sui temi della sicurezza.
Io credo che la squadra di centrodestra sia imprescindibile, quindi non credo molto a ricostruzioni circa corse in solitaria, perché insomma governiamo benissimo il governo, non avrebbe senso dividersi poi sul territorio. Non crede alle corse in solitaria Luca De Carlo e lo ribadisce nel giorno in cui la Lega mobilita militanti e non su terzo mandato e candidato leghista per le regionali. La linea resta quella di tenere insieme l'alleanza, anche se non manca una stilettata. Credo che a tempo debito, mi sembra prestino, possiamo anche definire chi sarà a guidare questa squadra. Intanto concentriamoci però sui problemi dei tanti veneti, non di quelli di un Veneto solo, e prepariamo un programma che sappia affrontare le tante questioni che verranno avanti e che sono impellenti da risolvere. Quindi credo con la stessa pragmaticità e capacità di stare assieme che dimostriamo al governo possiamo farlo tranquillamente anche in regione. Quanto tranquillamente è tutto da vedere, ma la partita a scacchi all'interno del centrodestra sembra soltanto all'inizio e sullo scacchiere c'è anche la madre di tutte le battaglie, almeno in Veneto. Sull'autonomia ci sono due cose certe. Il primo è che solo grazie a Giorgia Meloni oggi si discute di autonomia, perché prima i nostri alleati tutti erano stati al governo e mai uno straccio di provvedimento era stato approvato. Secondo, che esiste una parte politica che vuole l'autonomia e una parte che osteggia l'autonomia. Quella parte che la vuole è la destra, a Roma come in Veneto, e quella parte che non la vuole è la sinistra. Nel frattempo anche Fratelli d'Italia scende in piazza con una sua raccolta firme. Sul tavolo l'inasprimento delle pene per reati come resistenza e oltraggio pubblico ufficiale e la creazione del reato di rivolta in carcere. La corsa per le regionali passa anche attraverso gli stand e i mercati del Veneto. A Venezia adesso con l'inaugurazione dell'anno giudiziario trasmessa in diretta dalla nostra emittente, che ha visto una contestazione al sottosegretario Andrea Ostellari e alla riforma della giustizia. Quando l'esponente del governo ha preso la parola, i magistrati sono usciti dall'aula in segno di protesta. Sottosegretario Ostellari, a lei la parola. La ringrazio per la sua presenza. Una fila composta da decine di magistrati abbandona la sala della Corte d'Appello di Venezia non appena viene annunciato l'intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Una protesta annunciata e silenziosa contro la riforma del governo Meloni che separa le carriere di magistrati requirenti e giudicanti, con conseguente spezzettamento in due del CSM, i cui componenti saranno scelti per sorteggio, e l'istituzione di un'alta corte disciplinare dei magistrati attiva sia in primo che in secondo grado, senza possibilità di ricorso in Cassazione. Una riforma che modifica la Costituzione ed è accusata di indebolire la giustizia e togliere autonomia e indipendenza alla magistratura. Prendo atto di questa manifestazione a cui abbiamo assistito. La riforma della giustizia che il governo Meloni sta conducendo con un'amplissima maggioranza, ha commentato Ostellari difendendo la riforma punto per punto, è frutto di una volontà politica sostenuta da un'altrettanto ampia volontà popolare. Ma una riforma di questa portata, ha osservato il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, dovrebbe essere condivisa. Si tratta di interventi riformatori di ampia portata sui quali non è solo inevitabile ma forse anche opportuno che siano accompagnati da un dibattito pubblico, scientifico e istituzionale. Poco prima un'accoglienza che difficilmente si vede in questi contesti aveva sottolineato l'intervento del presidente della Corte d'Appello di Venezia Carlo Citterio, che aveva chiuso citando una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio sulla Costituzione. È un'impresa che si trasmette da una generazione all'altra perché la speranza non può tradursi soltanto in attesa inoperosa. Ancora una volta, l'apertura dell'anno giudiziario 2025 è stata contrassegnata dalla denuncia di carenze di organico a cui pongono rimedio solamente gli sforzi e la buona volontà di chi lavora nei tribunali. Ma la giustizia veneta dovrebbe rinforzarsi anche di fronte al radicamento della grande criminalità organizzata in tutta la regione. Le indagini svolte e le sentenze emesse restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione alle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza. Una giustizia che tarda non è giustizia, ha concluso il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Tommaso Bortoluzzi, ricordando le pendenze dell'istituzione che oggi è in maggiore difficoltà, il giudice di pace. A Venezia un ricorso depositato a novembre del 2024 vede fissata la prima udienza per la seconda metà dell'ottobre del 2027.
E allora andiamo a sentirla la replica del sottosegretario alla giustizia Ostellari all'uscita dall'aula dei magistrati, avvenuta anche a Napoli mentre parlava il ministro Carlo Nordio. Quello che ci siamo chiesti anche oggi è se la manifestazione è rivolta più al tema della separazione delle carriere, che non mina l'autonomia di nessuno, o se invece è una manifestazione che cerca di ostacolare la riforma del prossimo CSM. Era preparato a quello che sarebbe potuto accadere il sottosegretario alla giustizia, il veneto Andrea Ostellari. L'uscita dei magistrati dall'aula l'aveva prevista e così il loro rientro una volta finita la sua relazione. Una manifestazione di protesta silenziosa, fotocopia di quella avvenuta a Napoli nelle stesse ore, mentre a parlare era il ministro Carlo Nordio. È una libera manifestazione del pensiero che però non condividiamo, chiarisce Ostellari, cui preme anche sottolineare. Se questo è il punto, quindi il tema del sorteggio, la versione a questa nuova modalità, allora noi dobbiamo essere chiari, lo intendiamo perseguire questo e proseguire in questa strada, perché il sorteggio andrà ad eliminare soprattutto la degenerazione del sistema delle correnti, che troppi episodi negativi abbiamo visto in tutti questi anni. Risponde Ostellari rilanciando sulle graduatorie regionali per assumere personale, citate con orgoglio oggi a margine anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. Noi siamo di fatto l'unica regione d'Italia che ha chiuso una convenzione e dà modo al Ministero, quindi dà modo alla magistratura di fare lo scorrimento delle nostre graduatorie e poi i distacchi che facciamo dei dipendenti della regione. Noi crediamo che l'efficienza della magistratura sia un fatto di civiltà e sia un fatto anche di competitività del territorio. Autonomia differenziata come antidoto alla carenza cronica divenuta emergenza dei giudici di pace. Sullo stato di salute della giustizia italiana oggi è intervenuto anche l'ex ministro della giustizia Piero Fassino, eletto alla Camera in Veneto per il Partito Democratico, contrario da sempre alla separazione delle carriere. Questa mattina è stata denunciata una situazione di carenza di organici, sia di magistrati sia di personale amministrativo, in tutti i tribunali del Veneto, che ovviamente è la questione fondamentale, perché quando la giustizia è troppo lenta non è più giustizia. Cambiamo tema adesso, parliamo di autovelox perché è arrivato un nuovo parere dell'Avvocatura di Stato che equipara omologazione e approvazione. È ossigeno per i comuni, ma l'esperto in materia frena. L'avvocato Capraro dice sono cose diverse, la partita resta aperta. Una vicenda infinita, quella degli autovelox, che sembra segnare un punto a favore dei comuni. È delle scorse ore infatti la trasmissione alle prefetture di un parere dell'Avvocatura dello Stato con cui si dice come omologazione e approvazione dei dispositivi siano due procedure omogenee. Questo significa che le multe provenienti da autovelox non omologati ma solo approvati sarebbero valide. Per le casse dei comuni un parere che fa la differenza dopo mesi ad alto tasso di ricorsi. Di fatto è uno strumento di tutela e di difesa da parte dei comuni a fronte delle denunce che in questi mesi erano arrivate e soprattutto certifica la buona fede e il giusto operato da parte delle amministrazioni locali. Ringrazio il Ministro, ovviamente questo è un primo passo, il secondo sarà quello poi di definire i parametri di omologazione delle tecnologie in modo tale che si possa procedere anche alle omologazioni. L'emanazione di questa circolare non verte sicuramente sulla volontà di fare cassa, stiamo parlando di sicurezza stradale, sappiamo benissimo quali sono le cifre delle vittime della strada ogni giorno, sappiamo anche che il governo si è già mosso in un tavolo concertato con il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dei Trasporti, il Ministero del Made in Italy ed ANCI per dipanare la questione in modo definitivo anche da un punto di vista legislativo. Insomma, il parere dell'Avvocatura è ossigeno per i comuni, ma non chiude per stessa ammissione dei sindaci la partita. Si dice invece sbalordito Fabio Capraro, avvocato trevigiano che da sempre si occupa della materia. Forse ci potrà essere qualche sporadico giudice di pace o magistrato che ritenga di andare a disattendere quelle che sono, ripeto, non solo le sentenze della Corte di Cassazione, ma quella che è la legge. Se uno si chiama Giovanni non è Pietro, Pietro è una persona, Giovanni è un'altra. Qui siamo allo stesso discorso, l'omologazione è l'omologazione.
Io non capisco perché non fanno queste norme di tecniche per arrivare a una omologazione dell'apparecchio. Non riesco a capirlo. Vedremo dunque come proseguirà. Adesso andiamo alla cronaca con la morte improvvisa di una giovane di appena 23 anni a Macerata sul Piave, Arianna Herri, vedete nell'epigrafe questo il suo nome, è scomparsa improvvisamente, come detto, per una miocardite fulminante. L'ultimo saluto lunedì pomeriggio in cimitero a Macerata. La ragazza, dopo diversi giorni di malessere, era stata portata in ospedale venerdì sera, quando dopo l'ennesimo malore la famiglia aveva chiamato un'ambulanza. Una volta in ospedale alla ragazza era stata diagnosticata un'infiammazione al cuore, il trasferimento poi all'ospedale di Padova domenica, dove è venuta a mancare il giorno dopo. La giovane aveva lavorato come barista a Macerata, sognava di fare l'estetista, era figlia unica. A darne il triste annuncio la mamma Aurela e il papà Arian. E si aggravano, sono sempre molto critiche le condizioni di Grace Petrin, sorella di Gary, deceduto a 64 anni nella sua casa di Colfosco dopo aver contratto la malattia, la malaria in Zambia, in Africa, dove i fratelli vivevano. Grace, anche lei appunto affetta da malaria, è stata trasferita da Conegliano al reparto alla rianimazione centrale di Treviso. La prognosi rimane riservata. Entrambi avrebbero dunque contratto in Zambia, come detto, il virus trasmesso dalla puntura di zanzara. Petrin non rispondeva più alle chiamate e ai messaggi della sorella, che a sua volta si stava aggravando. Era stata lei a inviare i soccorsi, ma l'uomo era stato trovato ormai senza vita. Prima una rapina a mano armata a Castelfranco ai danni di 2 studenti, quindi in casa armi, soldi, droga, nei guai un 24enne e un 22enne residenti nell'Alta Padovana. La notte del 12 novembre, insieme ad altri 2 complici armati di coltello, avrebbero rapinato a Castelfranco 2 studenti 23enni di un giubbotto griffato e un paio di auricolari del valore complessivo di 400 euro. Un 24enne di origini romene, residente a Santa Giustina in Colle, e un 22enne di Loreggia, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono finiti nella rete dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Vedelago. Ma se il 22enne è stato denunciato a piede libero per rapina aggravata, per il 24enne si sono aperte le porte del carcere. Nella sua abitazione, durante la perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria, sono stati scoperti e sequestrati 425 grammi di marijuana, quasi 50 di cocaina, 140 grammi di hashish, 4 bilancini di precisione, una pistola semiautomatica con matricola a brasa munita di caricatore e 3 proiettili. Infine 4.520 euro in contanti, parte dei quali macchiati da sistemi antifurto per bancomat. Il giovane operaio è stato dunque arrestato e rinchiuso in carcere a Padova. Le indagini proseguiranno per identificare gli altri rapinatori di via Poisolo a Castelfranco, una notte da incubo per le vittime che si videro di fronte i 4 uomini armati, e anche per verificare se i 2 già rintracciati non siano collegati ad altri episodi di criminalità. La cosa che mi sento di dire è solo grazie ai carabinieri, perché per l'ennesima volta hanno dimostrato la loro efficacia, la loro efficienza, acciuffando coloro che hanno fatto questo reato a Castelfranco, quindi grazie a loro. E torniamo sulla rapina invece in stazione a Treviso ai danni di un ragazzo di 15 anni, non solo reati tra i giovanissimi ma anche episodi frequenti di bullismo, un fenomeno cui un istituto del Trevigiano sta rispondendo con diversi accordi stretti sul territorio, dalla cooperativa Solidarietà al Treviso Calcio. I ragazzi che hanno avuto, per fortuna quest'anno ancora nessuno, in sospensione, vanno per qualche giorno, aiutano i ragazzi svantaggiati o con disabilità, e quello è l'opportunità che hanno per rendersi conto che c'è qualcuno meno fortunato. In cooperativa accanto ai più fragili, al posto di restare a casa se sospesi dalle lezioni, è il patto stretto dall'Istituto Comprensivo 5 Coletti di Treviso e la cooperativa Solidarietà. Sono 12 ragazzi delle scuole medie negli ultimi 3 anni afferenti all'Istituto 5 che una volta sospesi
sospesi per provvedimento disciplinare hanno potuto fare questa esperienza dall'alto valore formativo. Fanno lavori socialmente utili, si possono fare tante di queste cose e loro hanno l'occasione di provare una cosa sconosciuta anche agli adulti che si chiama empatia. Ragazzi che si sono resi protagonisti di comportamenti pesanti nei confronti dei loro compagni, bulli, che spesso nel gruppo trovano il riconoscimento che ne alimenta gli intenti. L'ebbrezza che loro sentono in quel momento di sentire di avere un potere su una piazza, su una via, su un gruppo e sentirsi gruppo è quello su cui agire. La cifra di una fragilità immensa di questa generazione che tenta di sentirsi un qualcuno all'interno di un gruppo, umiliando, bullizzando, maltrattando l'altro e anche compiendo reati. Reati come l'ultima rapina commessa a Treviso alla stazione delle Corriere ai danni di un quindicenne da parte di un coetaneo che gli ha portato via la giacca. Lo strumento dell'ebbrezza dell'avere, l'illusione di avere potere sull'altro e poi però può esserci anche una sorta di racket di giro di soldi, probabilmente anche per comprarsi la droga. Tra i nuovi progetti che vanno in un'ottica di lotta al bullismo, Ferraro ripropone per il secondo anno consecutivo il corso di difesa personale e lancia l'ultimo accordo stretto con il Treviso Calcio e l'Indomita 21. Partirà un laboratorio di calcio nel campo di calcio vicino alla scuola media e verrà messo in palio dalla società anche l'opportunità di avere due abbonamenti per la prossima stagione, però è collegato al discorso del comportamento per il ragazzo sportivo che però avrà il voto in condotta più elevato. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso. Andiamo avanti con la cronaca di queste ore. Andiamo a Montebelluna perché questa mattina si sono celebrati i funerali della piccola Lavenda Odiode, la bimba di 1 anno e mezzo colpita da un arresto cardiaco il 30 dicembre nella casa dove viveva con mamma Marsi e papà David in via Trevignano. Genitori che hanno voluto venisse tumulata nel cimitero proprio di Montebelluna e non come consuetudine rimpatriata in Nigeria. Hanno voluto che riposasse nella terra che l'ha vista nascere e non in quella nigeriana da dove proviene la sua famiglia. È stata questa la scelta dei genitori della piccola Lavenda Odiode, la bimba di 1 anno e mezzo colpita da un arresto cardiaco il 30 dicembre nella casa di via Trevignano, Montebelluna, dove viveva con mamma Mercy, papà David e 2 fratelli di 3 e 5 anni. Un addio straziante nel cimitero di Montebelluna dopo il funerale nella chiesa di San Gaetano, officiato da Don Maurizio Tosello. Ho sentito il pastore reverendo Davidson Tony che mi ha, nella sua impossibilità di essere qui, mi ha pregato di presiedere questo momento di saluto. È una liturgia della parola, come vuole la confessione particolare di questa famiglia che è pentecostale. Papà David era arrivato con il carro funebre per non lasciare nemmeno un minuto la piccola Lavenda e poi in prima fila, mentre mamma Mercy, in secondo banco, era seguita da un'amica in questo momento di distacco dalla sua piccola creatura. Tra i presenti anche il sindaco Adalberto Bordin a testimoniare l'abbraccio dell'intera comunità di Montebelluna al dolore della famiglia. Un dolore che nessuna parola può spiegare, ha sottolineato il parroco nella sua omelia. L'attesa di questa bambina, parte di David Merci, la gioia per la sua nascita, hanno troppo presto lasciato il posto a una sofferenza acuta, indicibile. Verrebbe quasi da concludere che un destino crudele ha condotto la sua esistenza. Prego per papà David e mamma Merci, perché il Signore vi dia la forza di affrontare questo momento così difficile, che può comprendere solo chi ha vissuto la vostra condizione.
Allora, vi dobbiamo dare conto adesso di diversi episodi di incendio. Cominciamo dal condensatore andato a fuoco alle 8:30 di stamattina al centro commerciale La Castellana di Paese, di cui si è resa necessaria l'evacuazione. Centro che era già aperto non solo al personale ma anche ai clienti. Sul posto, li avete visti, dal comando provinciale sono arrivati i vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato il condensatore di uno dei frigoriferi dell'ipermercato. Immediata l'evacuazione dell'intero edificio, clienti e dipendenti hanno atteso all'aperto che i vigili del fuoco concludessero l'intervento. In una mezz'ora la situazione è tornata sotto controllo e chi ha dovuto uscire è potuto rientrare. Quest'ultime naturalmente immagini di repertorio, le prime che avete visto erano appunto quelle relative al centro commerciale. Incendio nel vano scale di una palazzina a Santa Lucia di Piave. A prendere fuoco un passeggino e una bicicletta. Si ipotizza il dolo in questo caso, col sindaco che dice andremo a fondo della vicenda. È preoccupante che accadano cose di questo tipo in un paese così piccolo. Ho visto fuoco, oh signore, ho detto, ho aperto appena, non potevo perché veniva il fumo proprio dalla porta. Subito ho dato a mio figlio e a mio marito andiamo fuori perché non si può insomma stare dentro. Siamo usciti dalla finestra grande qua. Un rumore sordo che ha insospettito la famiglia riunita sul divano per l'inizio del film, poi il fumo. Erano infatti circa le 21:40 quando nella palazzina di Via Bolda, a Santa Lucia di Piave, un passeggino e una bicicletta riposti su un vano scale hanno preso fuoco, mettendo in allarme gli inquilini dei 6 appartamenti. Ho sentito un rumore, diciamo. Poi mio figlio ha chiamato i vigili del fuoco subito. Dopo 15-10 minuti circa sono arrivati, anche gli altri hanno chiamato. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco giunti dai distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto, che hanno messo in sicurezza i residenti, soccorrendo anche un signore in sedia a rotelle e spento in poco tempo l'incendio. Paura da morire, perché vedendo tutto quel fuoco là abbiamo detto Dio, che io pensavo che venisse dal vicino di casa, no, il fuoco, perché non si capiva bene. Magari hanno preso fuoco loro da dentro. Invece no, era proprio fuori. Circa 2 ore la durata dell'intervento, dopo il quale i residenti, quasi una quindicina in tutta la palazzina, hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. Tutti gli appartamenti sono poi stati controllati con multigas senza rilevare nessuna anomalia. Rimasti attivi tutti gli impianti elettrici, nessun ferito. Sulle cause dell'incendio non si esclude nessuna ipotesi, ma quello che si sospetta è il dolo legato a dei dissidi tra vicini. So che è stato bruciato il seggiolino, il passeggino della bambina e più una carrozzina tutta in plastica. Niente batterie, corrente, niente di niente. È un giallo, diciamo, ma noi non è che andiamo d'accordo, siamo solo 6 famiglie, è strano anche per noi. Un giallo che il sindaco Fiorenzo Fantinel vuole risolvere perché tutte le ipotesi portano al dolo. Una carrozzina e una bicicletta che possono propagare fiamma mi sembra abbastanza singolare quanto improbabile. In un contesto così piccolo come questa residenza mi preoccupa non poco, sono gesti che se confermati sono non solo stigmatizzabili ma ci mettono così in forte apprensione perché è evidente che può accadere di tutto. Così il sindaco. Alle 16 di oggi invece sempre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Immacolata di Lourdes a Conegliano per l'incendio di un furgone. Il conducente lo aveva appena portato in un'officina per un'anomalia quando sono divampate le fiamme. I pompieri hanno spento il mezzo ormai completamente avvolto dal fuoco. Le cause dell'incendio sono di probabile natura elettromeccanica ma comunque al vaglio. E invece questa mattina, dopo le 10, ancora vigili del fuoco in azione, questa volta in via Indipendenza ad Arcade per l'incendio di un ricovero attrezzi agricoli. Non si sono registrati feriti ma danni consistenti, lo vedete, le squadre arrivate da Montebelluna e Treviso con un'autopompa e 2 autobotti sono riusciti a circoscrivere le fiamme al ricovero di circa 80 metri quadri, ma un trattore, varie attrezzature, materiale e foraggio depositato sotto la tettoia sono andati distrutti. Completamente danneggiata la struttura in legno, metallo, mattoni e lamiera, cause anche in questo caso al vaglio dei vigili del fuoco che hanno alla fine proceduto alla bonifica del sito. Lasciamo dunque la cronaca, alleggeriamo, parliamo di carnevale perché oggi è stato presentato il ricco calendario di carnevali di Marca, via gli eventi alle sfilate fino al 4 di marzo con parecchi obiettivi in termini di spettatori ma anche di coinvolgimento dei ragazzi.
Oltre 100 tra carri allegorici e gruppi mascherati, 9.000 figuranti, 21 sfilate e 7 eventi per le famiglie che coinvolgeranno 23 comuni della Marca. Un carnevale lungo già iniziato a Tarso il 19 gennaio, dove 6.000 persone hanno applaudito la sfilata della festa della Candelora. Attesi oltre 250.000 spettatori lungo le strade e nelle piazze con i villaggi di carnevale. Noi da tanti anni siamo attenti ai più piccoli. Perché? Perché la tradizione carnevale nostra da secolare va trasferita, va tramandata e dobbiamo tramandarla appunto ai più piccoli in modo che si appassionino. L'obiettivo infatti è quello di coinvolgere non solo i più piccoli con eventi a loro dedicati, ma anche avvicinare i ragazzi più grandi con numerose iniziative, soprattutto a Treviso. Sarà presente un noto youtuber. Allora non vogliamo tanto dire di più per coinvolgere i giovani, non solo i più piccoli come abbiamo sempre detto che stiamo già facendo, ma anche i giovani ventenni, in modo anche da ridurre magari, speriamo, quel disagio appunto che stiamo notando negli ultimi purtroppo eventi che sono verificati. Tanti temi dei carri tra novità e goliardia. Un grande vino si fa in una grande botte, poi ci sono temi più impegnativi, la giustizia italiana. Poi un altro tema un po' così divertente è Sushi in Saor. E poi sempre lo sguardo ai bambini con carri dedicati ai cartoni animati da Peter Pan ai Minions, passando per i Flintstones e programmi televisivi come Il contadino cerca moglie. A entrare nella lista dei comuni di carnevali di Marca, Mareno di Piave, con un evento previsto il 16 febbraio. È un evento decisamente aperto a tutti quanti, gratuito e vuole inseguire quello spirito di comunità che sinceramente Mareno ha sempre dimostrato di avere, e che ci saranno spettacoli sia musicali sia giocolieri. Adesso stiamo proprio definendo gli ultimi dettagli del programma, ma sicuramente ci teniamo qualche sorpresina proprio per quella giornata. Lo sport, il calcio, il Bassano si è confermato bestia nera per il Treviso dopo il faticoso pareggio dell'andata al Tenni che i bassanesi hanno raggiunto a tempo scaduto dai biancocelesti. Per la capolista è arrivata la terza sconfitta stagionale, netto il 2-0 per i giallorossi che sono andati in gol a bruciapelo già al 6° minuto del primo tempo. Dal 21° il Treviso è rimasto peraltro in 10 per l'espulsione di Artioli. Il raddoppio del Bassano è arrivato alla mezz'ora della ripresa con il 18enne Gian appena entrato. Biancocelesti che rimangono comunque in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Dolomiti Bellunesi, che a sua volta è uscito sconfitto per 1-0 a Portogruaro. E abbiamo da darvi conto anche della pesante sconfitta, in questo caso del Benetton Rugby in Galles nel 10° turno di United Rugby Championship. È a rischio la zona playoff. La scorsa settimana la storica qualificazione in Champions sconfiggendo i francesi della Rochelle. Ora una sconfitta pesantissima in Galles a Swansea contro gli Ospreys nel campionato URC. Un 43-0 quasi inspiegabile per il Benetton. La sfida era molto importante in chiave playoff. Certo, mancavano una quindicina di nazionali italiani impegnati nella preparazione a 6 nazioni, ma la formazione era comunque competitiva con molti internazionali in campo e comunque la stessa cosa valeva anche per i padroni di casa, privi dei propri convocati con il Galles. Unico sprazzo positivo nei primissimi minuti, quando il Benetton segna una meta con il pilone argentino Gallo, che però viene annullata perché il giocatore si lascia sfuggire l'ovale in avanti nel momento di schiacciarlo a terra. Di lì in poi è sofferenza pura per i leoni, che subiscono 3 mete, altrettante trasformazioni e un calcio piazzato nel primo tempo per un parziale di 23-0, che è già un mezzo disastro. E nella ripresa la musica non cambia, altre 3 mete, di cui 2 trasformate, per un parziale di 19-0 che completa la debacle per un 41-0 finale. In classifica il Benetton rimane 7° in zona playoff, ma proprio gli Ospreys ora hanno recuperato e sono staccati di un solo punto. Inoltre, ovviamente, tra sabato e domenica si giocheranno tutte le altre partite del 10° turno e con 5 formazioni in 4 punti il sorpasso ai danni dei Leoni è probabile. Ora arrivano anche le 2 settimane di sosta per lasciare spazio alla nazionale. Si riparte il 15 febbraio al Monigo contro gli irlandesi dell'Ulster.
E ora andiamo a vedere i lavori realizzati dagli studenti delle 51 scuole coinvolte nella 12ª edizione di Decora il Natale, il concorso promosso da Savno e Consiglio di Bacino Sinistra Piave per insegnare agli alunni e alle alunne delle scuole del territorio l'importanza del riutilizzo creativo di materiali e rifiuti. La tradizionale mostra allestita nell'androne di Palazzo Sarcinelli a Conegliano dall'8 dicembre al 6 gennaio ha ospitato le opere degli studenti, oltre 4.000, di 19 materne, 21 scuole primarie e 11 secondarie. Opere valutate da una giuria tecnica, da una interna a Savno e Consiglio di Bacino e dal pubblico. I voti dei visitatori sono stati 5.363. Per le scuole vincitrici buoni per l'acquisto di materiale didattico per un montepremi complessivo di quasi 4.000 euro. Complimenti dunque. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Parliamo di badanti senza permesso perché ha toccato anche la provincia di Belluno. L'operazione della polizia di Udine contro l'immigrazione e i soggiorni illegali che ha portato all'arresto di una cittadina georgiana. Fra le 52 perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria in tutta Italia a carico di cittadine di nazionalità georgiana, alcune hanno riguardato anche il capoluogo dove i poliziotti hanno sequestrato documenti falsi, per la maggior parte slovacchi, e altrettanti codici fiscali o attestazioni di rilascio degli stessi, per i quali il corrispettivo da pagare si aggirava attorno ai 600 euro. Il reato contestato è di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Complessivamente sono state arrestate 19 cittadine georgiane, mentre 17 sono state denunciate in stato di libertà. Sold out per la tappa bellunese del tour della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, dalla politica nazionale ai temi calati sulla montagna che lotta contro l'inesorabile gelo demografico e lo spopolamento. La leader Dem ha entusiasmato militanti e pubblico. Per noi non esistono territori marginali ma territori marginalizzati, perché si fanno politiche sbagliate che bisogna invertire. A partire dalla politica per l'abitare, Elly Schlein accoglie le questioni sottoposte dal segretario provinciale Dem Alessandro Del Bianco per ridare speranza alla montagna bellunese, un grande piano di edilizia residenziale pubblica per dare la possibilità all'Ater di manutentare i 200 alloggi dei 1.700 di proprietà che necessitano di interventi. Servono 50 milioni e il PD crede che un terzo delle risorse del Fondo dei Comuni di confine possa essere dirottato su questo progetto. Non siamo in grado di dare ad abitare. Ora, se noi non invertiamo questa rotta, prima ancora di ragionare sui servizi, siamo letteralmente morti. E dunque una politica che sappia guardare a un territorio che va custodito e amato, afferma Cindy Manusci, sindaca di Pieve di Cadore e componente della segreteria bellunese Dem, che dal palco saluta l'ingresso di Elly Schlein, acclamata da oltre 500 persone divise fra il teatro e la sala Muccin del Giovanni XXIII. Dalla leader dei Dem il supporto alla segreteria di Belluno per le battaglie che ha condotto, l'ultima in ordine di tempo contro la diga del Vanoi. Sembra che qualcuno si sia dimenticato in quale territorio siamo e anche il dramma del Vajont. Abbiamo messo a fuoco quali sono le esigenze di un territorio come quello bellunese. E poi il lavoro e il salario minimo, la difesa della sanità pubblica intesa come sanità del territorio e la scuola. Vuol dire pagare meglio insegnanti e medici che lavorano nelle aree interne di montagna, vuol dire curare meglio la connessione sia di mobilità ma pure digitale per chi vuole aprire delle nuove imprese, e poi noi proponiamo anche di sperimentare una defiscalizzazione per aprire nuove attività economiche in montagna, perché non è la stessa cosa aprire una bottega o una piccola impresa in centro a Verona o farlo a Belluno o comunque nei comuni limitrofi. C'è poi la questione ambientale che in montagna si fa metafora e incrocia i temi dibattuti da troppo tempo. Incontrai i sindaci di questo territorio dopo il dramma della tempesta Vaia e i sindaci mi dissero è anche frutto dell'abbandono. Allora, se vogliamo insieme contrastare lo spopolamento non dobbiamo far mancare i servizi, e chi vive a valle non dimentichi che nessuno si può permettere di abbandonare la montagna, perché sennò poi il prezzo si paga tutti. Il Fondo Comuni di Confine è pronto a raddoppiare per il prossimo biennio il contributo per il Fondo Grandi Eventi gestito dalla provincia di Belluno. Sul piatto 3 milioni di euro a cui si sommeranno gli stanziamenti di provincia, regione ed eventualmente dei comuni. Siamo già nel 2025 e pensiamo di finanziare
il fondo grandi eventi con una cifra molto più grande del 1,5 milioni, pensiamo di raddoppiarla. Il Fondo Comuni di Confine è pronto a raddoppiare la cifra messa a disposizione per il Fondo Grandi Eventi 2025-2026 che sarà gestito da Palazzo Piloni per sostenere gli asset strategici della promozione turistica del territorio. Da 1,5 milioni a 3 milioni di euro la cassaforte messa a disposizione dal Fondo dei Comuni di Confine, su cui si potrà contare per l'organizzazione di manifestazioni d'ampio respiro. Certo, dopo essere rimasti a bocca asciutta quest'anno, si punta sul Giro d'Italia edizione 2026 e poi Gran Fondo e Giro delle Mura, oltre a iniziative di carattere culturale e musicale che hanno riscosso consenso di pubblico oltre ogni aspettativa. Stiamo lavorando al rifinanziamento del fondo, l'annuncio del presidente della provincia Roberto Padrin. Noi lo porteremo in assemblea di sindaci che avranno il compito di approvare quelle che sono le schede di competenza della provincia, che gestisce per le annualità 25, 26, 27 circa 15 milioni di euro, e una parte di queste risorse dovranno essere destinate per il Fondo Grandi Eventi, che poi sarà implementato da un cofinanziamento della Regione del Veneto. A ben guardare potrebbero essere cifre davvero importanti che consentirebbero di avere un ritorno non solo d'immagine ma anche effetti economici sul turismo e sull'indotto. Ma, frena Dario Bond, questi fondi non sosterranno in alcun modo le Olimpiadi 2026. Rispondendo implicitamente al dubbio del segretario provinciale del PD sulla destinazione del cofinanziamento della Regione al mantenimento della pista da bob. Lo dico subito, non andrà per gli eventi delle Olimpiadi che vanno per la loro strada, andranno per il territorio della provincia di Belluno nelle annualità 25 e 26. In chiusura una notizia che riguarda la pista di ghiaccio in Piazza dei Martiri, che chiuderà domani con un colpo di Teatro Belluno Viva, la società che ha allestito il villaggio natalizio che il 10 dicembre aveva chiesto e ottenuto la proroga di stazionamento e funzionamento della pista di ghiaccio fino al 28 febbraio, ha deciso di levare anzitempo le ancore, pare per ragioni di costi, a cominciare da quelli per l'energia, a cui difficilmente si riesce a far fronte con gli ingressi calati drasticamente dopo la fine delle vacanze natalizie. Domani sera alle 22 si spegneranno ufficialmente i motori, ma non le ambizioni di poter riportare il pattinaggio nel salotto buono della città, che del villaggio di Natale è stata indiscussa soluzione vincente. È tutto per questa edizione, tra poco le previsioni del tempo. A me non rimane che salutarvi e augurarvi una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.